Non è proprio tutto oro quel che luccica, anche se sparlare della sanità veneta sarebbe ingiusto. A livello di ASL, aziende sanitarie locali, esistono delle criticità, come riconoscono gli stessi amministratori regionali, anche se non bisogna dimenticare le tante realtà, soprattutto periferiche, in cospicua crescita. La mappa segna così una situazione abbastanza diversificata, caratterizzata da un passivo complessivo di oltre 171 milioni di euro a fronte dei 162 del 2013. Spiccano tra le meno virtuose Venezia, con quasi 68 milioni e mezzo, ma qui va considerato l'investimento in project financing dell'ospedale di Mestre. Chioggia e il Veneto orientale, che sconta così l'emorragia di pazienti verso il vicino Friuli Venezia Giulia. Mentre le performance migliori riguardano Feltre nel Bellunese, Asolo in provincia di Treviso, Mirano nel Veneziano più che altro stabile e Adria in Polesine. A proposito di Rovigo, l'ASL ha recuperato in 2 anni qualcosa come quasi 23 milioni di passivo.